Allenatore di poca forma e molta sostanza, Iachini sarà particolarmente soddisfatto del successo sul Mantova. Certo, ritrovarsi in vantaggio dopo soli 3 minuti dovrebbe garantire un po' più di spettacolo, ma a questo punto della stagione c'è poco da fare gli schizzinosi. Bastano 98 secondi per sentire il fischio che cambia la partita. Sull'angolo di Taddei, Lambrughi si aggrappa a Berardi e Romeo non può fare altro che mandare sul dischetto Caracciolo. Occasione unica per il centravanti bresciano, che trasforma di potenza il 19° gol della sua stagione, il primo da oltre un mese a questa parte, visto che Caracciolo non segnava dal 19 febbraio. Il Mantova si ritrova spiazzato, perché le intenzioni del 4-5-1 di Serena, con il solo Pellicori davanti, presupponevano una partita di puro contenimento. Ed è in effetti quello che continuano a fare gli ospiti. Il Mantova non pressa e il Brescia può giocare fluido almeno fino agli ultimi 30 metri. Poi gli spazi si chiudono e di occasioni se ne vedono pochine, nonostante gli spunti di Taddei, schierato dall'inizio da Iachini per dare qualità al gioco del Brescia. Quanto al Mantova, viene segnalato in area avversaria per la prima volta soltanto al 40°, con la correzione di Pellicori sul cross basso di Rizzi. Decisamente più viva la ripresa, che comincia con Zoimel al posto di Vass nel Brescia. Al sesto Caracciolo sfugge a destra e cerca Possanzini. Andanovic interrompe il dialogo. Al nono primo intervento di Arcari, che a mani aperte mette in angolo la punizione di Salviato. Il Mantova è di fatto costretto ad alzare finalmente il baricentro, con la controindicazione di lasciare più spazi dietro. È soprattutto a sinistra che il Brescia trova margini di manovra. Da quella parte, oltre alla spinta di Dallamano, vanno a cercare palloni giocabili Taddei e Possanzini, che al 13° anticipa Andanovic sul cross di Dallamano. Gervasoni salva il Mantova. Serena inserisce al 17° la seconda punta, Cavalli, al posto di Rizzi. Mossa quanto mai opportuna, dal momento che 3 minuti dopo il Mantova si ritrova in superiorità numerica. Caracciolo protesta troppo quando Romeo gli fischia un fallo contro sulla 3/4, meritandosi prima il giallo e poi il rosso. Dopo un diagonale senza pretese di Caridi, Iachini allora si cautela, con Rispoli al posto di Taddei. A sfiorare il gol è però ancora il Brescia, un tiro cross di Zambelli che Andanovic va a togliere da sotto la traversa. Il Mantova vorrebbe ma non può, perché oltre agli stipendi congelati dal presidente Lori, alla squadra di Serena manca anche qualità. Gli ultimi cambi, Ronaldo per Salviato e Malatesta per Tarana nel Mantova, Kozak per Possanzini nel Brescia, non cambiano la situazione. Il Mantova non tira più in porta, il Brescia resiste senza troppi patemi e nel finale Rispoli potrebbe anche chiudere il match con qualche minuto di anticipo. Il fischio finale arriva infatti poco dopo e sono 3 punti d'oro per il Brescia. Non brillano, ma sono preziosissimi. Si rilancia così il Brescia, come diceva Alex Frosio nel suo servizio, solito Mantova trasferta, verrebbe da dire, ma oggi la squadra di Serena aveva davvero tante assenze, soprattutto a centrocampo. Beppe Iachini. Se la situazione del Brescia è particolare, quella del Mantova è drammatica dal punto di vista societario, mentre vediamo i voti di Repagella. Purtroppo dal mio punto di vista è la semina, si capiva molto chiaramente già a luglio, no, ad agosto, alla fine del mercato, che sarebbe stata una stagione di sofferenza per il Mantova, perché il Mantova ha fatto molto poco in termini di qualità. Poi i problemi che sono arrivati dopo ci hanno fatto capire le difficoltà di prima, cioè il fatto di non aver investito sul mercato. È una squadra con non tantissima qualità che quando perde Locatelli la qualità scende ancora di più, e quando non ha Carrus la qualità scende ancora di più, e torniamo al discorso di prima degli 11-13 che poi dal 14°, 15° in avanti è un problema comune a molte squadre oggi in Serie B per i motivi che conosciamo.